22esima giornata nel campionato di Serie C femminile. Il Padova vuole continuare la marcia di avvicinamento verso quello che è diventato l'obiettivo stagionale, vale a dire il quarto posto nel girone B. Le biancoscudate cercano la seconda vittoria consecutiva contro l'Atletico Oristano, che si è rivelato in questa stagione un avversario scorbutico, come ha dimostrato anche la sfida d'andata, che il Padova è riuscito a vincere soltanto negli ultimi minuti. La squadra di Di Stasio parte forte però in questa occasione e dopo appena 4 minuti si trova subito in vantaggio con quest'ottimo spunto di Alice Gallinaro. Grande il controllo, perfetto il destro dal centro dell'area che batte il portiere, porta in vantaggio il Padova. Biancoscudate che potrebbero anche raddoppiare poco dopo con Stefanello che lavora a questo pallone, è bravo a mantenerlo, poi di tacco per il tiro di Gastaldello che sfiora il palo. Si fa vedere poi però con il passare dei minuti l'Atletico Oristano qua rischia un gol clamoroso direttamente su calcio d'angolo, deve salvare sulla linea la difesa biancoscudata. Poi però attenzione a quello che succede al 22esimo, perché ha tantissimo campo qui da Ciolu, se lo prende tutto, salta un avversario, poi con il destro un tiro un po' di punta, un po' sporco, ma fatto sta che riesce a bucare la porta difesa da Sara Polonio, a trovare il pareggio dell'Oristano al 22esimo minuto del primo tempo. Il Padova però non ci sta, ancora una scatenata Stefanello, va via sulla destra, il cross in mezzo, il tiro al volo di Spagnolo è molto bello ma non inquadra la porta. Si arriva nel secondo tempo, la nuova entrata Gastaldin si fa subito vedere così, recupera un pallone, poi calcia ma la sua mira è un po' sballata. Ancora Padova, cross di prima intenzione per Donà che si avvicina alla porta, poi però non riesce a inquadrarla con questo tiro di prima intenzione di sinistro. Ancora Padova che però nel secondo tempo gioca molto bene, ancora un cross di Spagnolo per Stefanello, il cui aggancio è buono ma soprattutto è ottimo il tiro con il destro sotto la traversa che regala il nuovo vantaggio al Padova. Stop di esterno, tiro in semirovesciata sotto la traversa, veramente di pregevole fattura. Il gol di Vanessa Stefanello che vale il 2-1. Il Padova però non si accontenta, continua ad attaccare. Fabbruccio qua difetta di potenza nella sua conclusione che viene parata dal portiere. Colpo di testa di Donà, palla fuori, è un ottimo Padova. Come detto nel secondo tempo ancora Gastaldin che gestisce molto bene questo pallone, il servizio per Fabbruccio che deve accelerare il tiro e non trova quindi la potenza necessaria. Guardate questa bella azione del Padova che si conclude con questo tiro di Gallinaro parato dal portiere Stefanello, poi trova in mezzo ancora Gastaldin per Gallinaro che salta anche il portiere ma se l'allunga un po' troppo e non riesce a trovare il tempo per la conclusione. Ancora Gastaldin a buona posizione, il tiro termina alto, il Padova colleziona occasioni ma non riesce a segnare il tris, poco importa perché le biancoscudate comunque vincono per 2-1, mantengono aperte le chance di guadagnare il quarto posto. Adesso sono attesi dal derby contro le Torri. Nel post partita ai nostri microfoni le interviste a Laura Spagnolo, Laura Di Donè e mister Fabio Di Stasio. Oggi è stata una partita molto combattuta, contro l'Oristano è sempre una partita molto dura, loro dovevano cercare di venire qua e portare a casa i 3 punti per provare a puntare alla salvezza. Noi siamo state brave, abbiamo iniziato subito con un forte pressing e siamo riusciti a portare a casa i 3 punti che per noi erano molto fondamentali. Ora mancano 4 partite e cerchiamo di portare a casa tutte e 4 le vittorie per provare ad arrivare in una posizione alta in campionato. Era importante fare i 3 punti oggi e sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e lo è stato anche più del previsto. Siamo state brave a portarla a casa nel secondo tempo e adesso insomma ci aspettano altrettante partite difficili, di cui 2 derby, e daremo il massimo, le prepareremo di settimana in settimana per insomma scalare la classifica. Ci siamo posti un obiettivo, visto che sono svanite le prime 3 posizioni, sicuramente puntiamo alla quarta, anche perché è uno scontro diretto col Venezia e lì dobbiamo veramente impegnarci moltissimo. Dobbiamo impegnarci però anche in tutte le partite, perché come abbiamo visto oggi anche le squadre meno blasonate poi alla fine si rivelano delle squadre difficili e ostiche in campo. Abbiamo fatto un primo tempo molto, a mio avviso, molto male, non abbiamo giocato bene la palla, ci siamo adagiati subito sul primo gol. Secondo siamo entrati in campo con più determinazione, abbiamo fatto quella rete, potevamo fare delle altre e quindi nel complesso insomma la partita possiamo considerarla positiva soprattutto per i 3 punti. Poi insomma da un punto di vista tecnico vedremo come migliorare anche per le partite future.
Beh, non è che sia stato un cambio moto in realtà, abbiamo cercato di, sì, il primo tempo eravamo un po' più aggressivi, avevamo un 4-3-3, il secondo tempo abbiamo giocato con 4-2-3-1, ma sostanzialmente eravamo leggermente più, il baricentro più spostato in avanti e quindi abbiamo dato di più probabilmente, loro non erano in grado di ripartire perché avevano delle ripartenze molto lente, non partivano palla terra, partivano alte, non sono alte loro e quindi riuscivamo a prenderli i palloni a centrocampo e difatti abbiamo rischiato pochissimo, fatto salvo quell'azione che ti fa dimostrare che bisogna stare sempre molto attenti e molto allerta. Ma io personalmente penso a chiudere bene questa stagione, poi l'anno prossimo vedremo la società quali obiettivi, quali programmi ha per far bene insomma, anche l'anno prossimo.